Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su Forza Motorsport 4. Andiamo raga, allora, World Tour. La prossima gara si svolgerà sullo stretto e tecnico tracciato dello Tsukuba Circuit a Shimotsuma, vai in Giappone. Vai. Inizia la gara. Divisione dilettante. Ragazzi, ho installato anche il secondo CD, però non ho visto macchine in più, non ho ancora controllato il Rocky, era vecchio, non posso perché sto registrando. Un saluto comunque a Rocky Destrier. Cazzo, ho visto che però le Porsche devo per forza comprarle con il Microsoft Points, la 1600, che palle, cioè le devo prendere assolutamente le Porsche. Ambiente, tarda mattinata, 22 gradi, dai, che voglio partire. Vai. Con la nostra Citroen, eccola qua che domina. Tom. Dai, Comandone, vola. Mamma mia. Ho appena registrato MotoGP e andare a questa velocità mi viene un po' da vomitare, però va bene. Siamo al quarto posto. Dai, Comandone, devi recuperare. Dobbiamo vincere tutto quanto e voglio tutte le macchine. Attenzione, è un errore da parte della CPU, incredibile. Dai, Comandone. Dai, tira sta carriola, cazzo. Dai. Tre giri. Primo giro completato. Ma guarda sta figlia di puttana. Che bastarda. Dai Citroen, dai. Devi volare, cazzo. Guarda che il computer va a cappellare. Io godo. E il Comandone gode. Non posso sbagliare con la Citroen. Vai deraponi. Ok, final lap. Dai, Comandone, dai. Cazzo, non vedo l'ora di guidare la testa rossa, porca miseria. Quella sì che è una macchina. Quanto l'amo la testa rossa, mamma mia. Poi mi ricorda troppo Ricky e Barabba, fioi. Non so se l'avete mai visto, un film con Pozzetto e De Sica. Con la musichetta. Intanto il Comandone va a vincere tranquillamente in Giappone. Grande Comandone, 3 su 3. Ottimo. Dai, soldini che arrivano. Continua. E danno, vaffanculo. Livello pilota. Ricompensa livello 2, vabbè, ma non me ne frega un cazzo per i bonus con la Citroen, sinceramente.
Sì, devo ancora un po' capire la modalità carriera, che ho letto che non è proprio il punto forte del gioco, nel senso che è un po' incasinata, però... Oh, vediamo. Ora golfino. Boh. Prendiamo questa, dai. Mazza! Mazza, 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 mazza. Prendiamo la rossa, dai. Tanto poi cambia tutti i colori, c'è appena un po' più di sole, mi personalizza tutte le cazzo. Evento completato. Congratulations. Ok. Oggi sei a Dunsfold, in Inghilterra, dove viene girata la famosa serie della BBC Top Che Gear bello. e dove si trova il famoso test track. Welcome to the Top Gear Challenge. Now, the idea here is to knock down as many pins as possible in just one lap. Va bene. Each event has a Ho target capito, dai, non per i score coglioni, voglio or giocare. try to beat. No me ne fotte un cazzo, inizia la gara. Divisione dilettante, Top Gear Challenger. Batti il punteggio obiettivo battendo i birilli. Ok, facciamo sapere questa macchina qua, ormai la si trova la mia macchina. Località Top Gear, Loop Esterno, 2.29 km. Dunsfold, Inghilterra, tarda mattinata, 16 gradi. Ah, sai che l'aeroplanino di Fly. Che cazzo devo fare? Vai. Devo abbattere i birilli. No. No. Oddio, ma che minchia. Devo accelerare al massimo, forse. Cazzo, vedi, non guardare i tutorial, sono un coglione. Sono una pippa relativa. Forse devo prendere al massimo della velocità. Vai, comandone. Ok. Vai, comandone. Dai, 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 dai. Merda, 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 devo per campi. Ma no. Che fail, Comendiano. Che fail. Il re dei birilli, il re di sto cazzo. Dai, comandone. Occhio. Ah! Ma che schifo. Ma che pippa. Sono una pippa relativa. No, volevo fare il derapone, cazzo. Mamma mia, che scandalo di uomo. Niente. Mamma mia. Che schifo, sono un fallito di merda. Devo rifare. Maffia, ma che cazzo di testa è? Cioè... Dai, muoviti però. Che il comandone vuole giocare, non vuole perdere tempo. Evento completato le palle, no, non ho completato niente. Ma quello sta sparando. La prossima tappa si trova nel Baden-Württemberg, Sì, in Germania, bello. dove ha sede il tracciato dell'Hockenheimring. Un evento di campionato è composto da 2 batterie. La prima si svolge durante la mattinata, mentre la seconda, prima del tramonto, nel pomeriggio. Va bene. World Tour. Posso tornare... No, non posso, va bene. Vabbè.
Ok, inizia la gara, dai. Finiamo questa divisione dilettante, poi avremo tempo insomma di sistemare il tutto. È che non mi sembra di aver superato il coso dei birilli. Dai. Speriamo di non avere avversari troppo forti. Cazzo, neanche guardato. Che voglio togliermi dalle palle sta cosa dilettante, perché voglio capire un po' meglio la modalità World Tour, che sinceramente l'ho capita un po' così. Località. Hockenheim, circuito breve, 2,64 km, ambiente, Alba. All'alba vincerò. Dai. Dai Comendone, portiamo a casa il risultato. Vai. Cioè io non posso guidare all'alba, ragazzi. Sono troppo rincoglionito. Dai, dobbiamo volare, cazzo, dobbiamo volare. No! Cazzo, mi aspettavo un rettilineo, che pippa. Che pippone. No, ma dobbiamo già elaborare la macchina, no? Te prego. Dai, Comendone, voglio la remontata tedesca. Vai di remontata. Dai Comendone. Porca mignotta. Mamma mia, non riesco più a guadagnare una posizione. No, fine, abbiamo, cioè. Vediamo poi gli avversari, 199. Cazzo, siamo là, dai. Dai, che siamo là. Proviamo a riavviare. Dai, muovite però, adesso. Dai Comendone, portiamo a casa sta vittoria. Dai, uno. Allora, non possiamo sbagliare niente perché le macchine davanti a noi sono più veloci. Non di tantissimo, però. Vai che entriamo di prepotenza comendiana. Mamma mia che sciocchi. Che sciocchi, ragazzi. Dai. Dai Comendone. Dai che la Germania è nostra, sia all'alba che al tramonto che alla notte. Mamma mia, il Comendone sta volando adesso. Royal è online, ciao bello. E il Comendone c'è. Cosa ho fatto? Curva in arrivo, vabbè, chiaro. Bravo Comendone, ottimo primo giro.
lap comendiano. Ora un po' di coni qua, che bello. Bravo. Dai venezianone. Dai venezianone domina. Dai venezianone domina. Dai Comendone. Dai, gara abbastanza tranquilla. Questa serie dilettante è comunque abbastanza tranquilla. Che voglio capire il discorso della Top Gear, che non ho preso tutti i birilli secondo me, non ho fatto i 142 punti. Il Comendone sta pitturando adesso. Il Comenda pittura. Bravo Comendone, molto bene. Winner, winner, woo! Ok, la prima gara vinta. Ok. Madonna che caldo che ragazzi, non ce la faccio più, ho un caldo insopportabile. Comunque ragazzi, con Surgeon Simulator sono arrivato alla missione quella dello spazio, ma proprio non sono capace, cioè, quindi forse la serie è finita con i 3 video, con i 4 video, perché i 2 dell'ambulanza chiaramente non vale la pena perché sono uguali agli altri, e quindi ho fatto i 3 base più 1 dell'ambulanza. Volevo fare anche il quinto dello spazio, ma mi sembra troppo difficile, ci ho provato 50 volte e non ce la faccio proprio. Non lo so, speriamo bene per Surgeon, però adesso concentrazione sulla seconda gara di Hockenheim. Vai Comendone. La prima curva è fondamentale, devo prenderla in pieno per andare a vincere tranquillamente. Ok. Pash è online, ciao Pash. Salutiamo tutti gli amici della 360. Dai Comendone, dai però, dai vecchio mio, dai. Occhio. Dai che dobbiamo vincere, cazzo, dobbiamo vincere anche questa gara qua. Vai Comendone, vola. 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 Dai, sportellate, sportellate. Così si guida, cazzo, in maniera cattiva, autoritaria, in maniera beffarda. E il primo giro è andato. Final lap comendiano. Che caldo che go, che caldo che go. Mamma mia. Solo il Comendone può fare dei raponi con la Citroen. Che gondolaro che sono, mamma mia. Occhio, occhio. Sento sempre alto però, cazzo, sto volume. Che fastidiosa sta cosa. Oh, sono là comunque, sto vincendo di poco,
Occhio Comendone, non cappellare alla fine, come il tuo solito. Dai che arriva la vittoria. Grande Comendone, grandissimo. Winner. Winner. Vediamo quanti soldi ho. Ok. 8.500. Sono arrivato primo e ho vinto il campionato dilettanti. E silenzio, sono un grande. Caricamento menu, attendere. Ok, allora vediamo. Questa, Alfa Romeo. Questa qua, mi piace, mi piace. Lotus. Ricapitoliamo un po'. Così mi piace di più. Ciao. Adesso vediamo un po' il garage, vediamo un po' i crediti, vediamo un po'. Congratulazioni, hai completato la divisione dilettante e ora puoi prendere parte alla divisione amatore. Oh, obiettivo sbloccato. La divisione amatore è leggermente più lunga e prevede l'utilizzo di vetture più veloci quali 2 volumi e coupé. Bene. Preparati a visitare nuovamente la Svizzera e le tortuose strade delle Alpi Bernesi. Le Alpi Bernesi. Ok. Ma non capisco questo. Cioè F200. Cosa cambia? Vediamo una cosa. Elenco eventi. Devo capire una... Ah, ok. Allora... Vediamo un attimo. Gare completate, 0 su 4. Ma dove... No. Ora intanto il mio profilo, ora vediamo. Dove, come si può vedere il garage, le mie statistiche? No. Affinità no, avversari no. Ho messo una pippa. Ah, dov'è il garage? Comendone, ma stiamo vaneggiando? Queste elaborazioni. Ah, le mie auto, quelle qua. Beh, dai, è un buon parco. Allora, Citroen C1. Fiat 2010 punto Mazda e Lotus, va bene, dai, meglio di niente. Meglio di niente, questo vetro cambia home space. Ok, ragazzi, io non ragazzi, ho bisogno di un piccolo come si dice? Di un piccolo aiutino per ritrovare, tipo, non so, le gare della modalità dilettante. Come devo fare? Perché non mi trovo sinceramente. Non ci capisco una mazza, Dio. Quindi ragazzi ho bisogno di un piccolo commentino dove trovo le gare fatte in versione dilettante. Vabbè, adesso comincia la divisione amatore. La divisione amatore è leggermente più lunga e prevede l'utilizzo di vetture più veloci quali 2 volumi e coupé. Va bene. Preparati a visitare nuovamente la Svizzera e le tortuose strade delle Alpi Bernesi. Ok ragazzi, ho bisogno di un commentino su come trovare le gare dilettante, soprattutto qua. Cioè, cosa mi conviene scegliere? Posso farle tutte e tre oppure solo una e le altre vaffanculo? Cioè, non mi hai capito queste cose. Un elemento operato che monta una motore a 3 cilindri, affronta le migliori vetture di classe F. L'Osta Mazda. Quindi ragazzi ho bisogno di sapere come fare per poter fare tutte e tre le gare. Raga, un saluto al comandante veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtuber
youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.